Vini simbolo della Romagna a rischio, è questo l'allarme lanciato dal Consorzio Vini di Romagna in seguito alla liberalizzazione proposta dalla Commissione dell'Unione Europea, che consentirebbe a tutti di riportare in etichetta i nomi dei vitigni, un passaggio quest'ultimo che, se si dovesse concretizzare, oltre che sfruttare il lavoro svolto in questi anni dai produttori, determinerebbe la perdita di importanza di un territorio nella valorizzazione di un prodotto. E allora che fine farebbero i vini tradizionali come il Romagna Sangiovese DOC e il Rubicone GT? È questo uno degli interrogativi di allerta che pone il presidente del Consorzio Vini di Romagna, Giordano Zinzani, che assiste con grande preoccupazione all'avvio da parte della Commissione dell'Unione Europea del processo di revisione delle norme che disciplinano l'etichettatura dei vini, con la paventata ipotesi di una liberalizzazione di quei nomi di varietà che oggi sono riservati a determinate denominazioni di precisi Stati membri. Ai nostri vini e alle nostre aziende, ha sottolineato il presidente, accadrebbe un danno irreparabile. Un qualsiasi vino proveniente da uno Stato membro dell'Unione Europea potrebbe riportare in etichetta il nome del nostro Sangiovese. Il Consorzio Vini di Romagna, ha concluso Zinzani, attraverso i diversi livelli e canali di competenza, è quindi già in prima linea per intraprendere tutte le iniziative utili affinché le ipotesi di liberalizzazione non si trasformino in proposta di regolamento. Ora attendiamo risposte concrete e rapide, non possiamo essere passivi davanti a questioni così importanti per il nostro comparto.